Il popolo, in questa forma di governo, non decide più direttamente, ma decide chi dovrà decidere, eleggendo propri rappresentanti, autorizzati ad agire per il bene di tutta la comunità. La forma democratica rappresentativa non prevede più, come nei tempi antichi, il coinvolgimento della comunità nella costruzione del processo decisionale. La decisione politica è prerogativa non del popolo, ma dei suoi rappresentanti. Questo è il modello liberal-democratico che inizia il suo cammino in Inghilterra alla fine del Seicento. Con l'affermarsi della democrazia rappresentativa, in cui il popolo non controlla più direttamente le scelte politiche, l'ideologia liberale, per scongiurare il pericolo di azioni violente e arbitrarie dello Stato contro l'individuo, escogita il sistema costituzionale della divisione orizzontale dei poteri. La distinzione tra potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Poteri organizzati al loro interno e nei loro reciproci rapporti in modo da garantire un massimo di sicurezza ai diritti e alla libertà dell'individuo. Il congegno, preparato da alcune teorizzazioni di Locke, ebbe compiuta sistemazione concettuale da parte del francese Montesquieu. Via via rielaborato e perfezionato sul piano della teoria, fu incorporato in seguito, sia pure in versioni diverse, in pressoché tutti gli ordinamenti costituzionali occidentali dell'Ottocento. Il secondo strumento istituzionale con il quale il liberalismo volle garantire al meglio i diritti dell'individuo fu la forma dello Stato federale. Questa forma di Stato fu l'originale grande invenzione dei padri fondatori della Costituzione degli Stati Uniti d'America del 1787. Federale si dice il sistema che articola e distribuisce il potere politico in linea verticale, su più enti e quindi si contrappone allo Stato unitario, che invece lo concentra. Come primi esempi di assetti che richiamano il sistema federale, nella storia del nostro mondo occidentale si possono indicare le leghe tra le città-stato greche dell'antichità. Anche la Roma classica repubblicana si può dire fosse organizzata in un sistema di tipo federale con le città italiche. Ma se il termine federalismo evoca la distribuzione del potere politico di contro alla sua concentrazione, allora, in un certo senso, federale per eccellenza potrebbe chiamarsi la configurazione politica dell'Europa medievale. In essa vediamo infatti che la Chiesa e l'impero si riconoscono reciprocamente titolari di distinti poteri nelle sfere dello spirituale e del temporale. Poteri centrali, però limitati, in quanto costretti a convivere con quelli di re, principi, feudatari e comuni. Un'Europa, quella medievale, fatta di una pluralità di oltre 500 soggetti politici dotati di una loro autonomia, istituzionalmente garantita, nel quadro del sistema imperiale. Il federalismo invece di cui parliamo oggi, teorico e istituzionale, nasce sul terreno della problematica dello Stato moderno ed è in ogni caso il prodotto di una elaborazione tutta nuova e originale. L'americano Madison, nel XVIII secolo, sostiene che indubbiamente la divisione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, che si controllano a vicenda, fa diminuire le possibilità di arbitrio a danno delle minoranze e dei gruppi isolati di individui. Ma il rimedio principale, il rimedio massimo, a tutela dei diritti dell'individuo, consiste in altro. Consiste proprio nel federalismo. Una ripartizione dei poteri su un asse verticale, quale appunto la ripartizione federale dei poteri, prospettata dalla nuova Costituzione americana. Da un lato, uno Stato centrale robusto, ma con poche competenze, è in grado di sorvegliare affinché le maggioranze locali non comandino ad arbitrio e senza limiti ai danni delle minoranze. Dall'altro, gli Stati membri baderanno a loro volta che lo Stato centrale non debordi dalle proprie prerogative. La distribuzione del potere in senso verticale, tra centro e periferia, può garantire, secondo Madison, maggiori controlli e maggiore partecipazione della comunità alle scelte politiche. In Europa, il federalismo all'americana si realizza di fatto nell'Ottocento, in Svizzera e in Germania, con strutture abbastanza simili a quelle dell'Unione Americana.
L'unità d'Italia si fece invece nei termini di uno Stato rigorosamente unitario. Anche nelle fasi di costruzione dell'Italia risorgimentale erano presenti idee di federalismo, come ad esempio il movimento dei neo-Guelfi, tra cui spiccano i nomi di Balbo, Gioberti, Rosmini, cattolici liberali che aspiravano a unificare l'Italia senza accentramenti, nella forma di una confederazione di stati. Ma l'unico italiano che nell'Ottocento può essere collocato su una linea di piena continuità con l'americano Madison è Carlo Cattaneo, fermamente liberale nella politica economica, repubblicano e federalista. Fervido sostenitore dei sistemi federali americano e svizzero, sviluppa così la convinzione che una repubblica federale sia particolarmente adatta alla situazione storico-territoriale dell'Italia.